Cari telespettatori, ben ritornati con noi, buona serata e naturalmente buona serata anche ai nostri ospiti in studio che sono qui con noi, che ci accompagneranno in questo approfondimento. Lo ribadisco perché sarà un po' un punto forte che cercheremo di inocularvi nelle vari appuntamenti diverse volte. Questa è una trasmissione che vuole diventare sempre più, in un momento di difficoltà e di crisi come questo, aperta a voi cittadini, e quindi potete scriverci. Abbiamo costituito una mail tv7convoi @triveneta.tv che trovate sempre in sovrimpressione per poter partecipare alla nostra trasmissione. Chi può partecipare? Chi vuole raccontare la propria storia, la storia di un lavoratore che magari è in difficoltà, di un imprenditore, di un artigiano, e noi cerchiamo di anche mettervi a contatto con quelle realtà che dopo tante trasmissioni siamo venuti a conoscenza, per fare sistema, per cercare anche delle soluzioni a dei problemi, o se non altro venendo in trasmissione raccontare a tutti quanti voi che state a casa cosa sta succedendo, la vera realtà del nostro paese, insomma farci portavoce di quel che veramente accade, portando poi dei politici, nei limiti del possibile, anche in trasmissione ad ascoltare la vostra voce. Chi c'è con noi quest'oggi? Allora, ben arrivato Bruno Cesaro, Progetto Nazionale, ben ritornato dopo il periodo estivo, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Stiamo attendendo l'assessore Michele Noal, assessore al lavoro della provincia di Treviso. Comunque, se non dovesse riuscire ad arrivare in tempo, perché so che aveva una riunione proprio per un'avvertenza lavorativa, avremo un collegamento con l'assessore Paolino Danna al lavoro della provincia di Venezia, che viene da un incontro, un'avvertenza dell'Aprilia in regione, quindi ci darà gli ultimi aggiornamenti. Ben arrivata la sindaca Silvia Conte di Quarto d'Altino, grazie. Buonasera, anche lei di essere qui con noi. Vincenzo Lazzaro, presidente Union Liberi, portavoce della rete Confapri, buonasera, grazie a tutti anche a lei. Spettatori. E poi avrà l'onere di spiegarci bene Union Liberi e Confapri che cos'è, perché capire... Non Confapi. Esatto, ma Confapri che cos'è. E Diego Moscheni, vicepresidente Federliberi, presidente Primavera d'Italia, che è già venuto qui con noi anche lei, grazie di essere qui con noi presenti, tra l'altro console onorario Bosnia e Erzegovina, ma anche lui imprenditore. E poi abbiamo il piacere di avere i lavoratori che si sono mossi, sono venuti spontaneamente e quindi stavolta non hanno fatto un'improvvisata, ma li abbiamo proprio ospitati ben volentieri, della Ditec. Fabrizio, ben buonasera arrivato. A tutti. E poi Fabrizio ha l'onere di presentare, anzi si presentano loro. Francesco Chinellato, dipendente Ditec. Ben arrivato. Massimo Carrer, sempre dipendente Ditec. Perfetto, benissimo. L'avvertenza della Ditec, molti la conoscono, ma effettivamente non tutti. La riassumeremo, la racconteremo, naturalmente forti della presenza della sindaca che ci darà una mano perché sta prendendo dei risvolti importanti. Allora, il titolo della trasmissione è un po' emblematico, vuole essere come sempre un po' una provocazione, la beffa, la grande beffa direi io, perché? Perché sembrava che questo governo, l'ennesimo che si va ad instaurare, in qualche modo dovesse prendere dei provvedimenti importanti e seri. Allora, innanzitutto si diceva non verrà innalzato un punto dell'IVA perché bisogna mantenere il movimento dei consumi, il mercato interno si deve muovere perché sennò tutte le aziende si trovano in grossissime difficoltà, un punto dell'IVA è stato aumentato. Ma la seconda rata dell'IMU assolutamente non ci sarà. Troveranno un accordo, non ci sarà la seconda rata dell'IMU. Adesso Saccomanni da Londra dice che non è possibile altrimenti perché non ci sono i soldi, 2,5 miliardi, non si sa dove andare a trovare, quindi aspettatevi che arriverà anche la seconda rata dell'IMU. Poi si doveva provvedere in qualche modo al cuneo fiscale, quindi sgravare le aziende e fare in modo che il nostro paese, se Monti non l'ha fatto, doveva farlo questo governo, lo rendesse appetibile alle aziende. In realtà le aziende, queste sono le testimonianze che abbiamo qui e anche la scorsa settimana ne avremo altre, continuano a chiudere, abbiamo grossissime realtà che stanno chiudendo i battenti, delocalizzano, portano fuori o ritirano le presenze. L'Electrolux è un esempio eclatante, ma poi ce ne sono veramente altri. Io qua ho tantissime carte che sono testimonianze di quello che sta succedendo, e dal standard 450 persone a casa e poi decine e decine di altri stabilimenti che chiudono. L'Aprilia, vediamo quello che sta succedendo e così via. Il territorio di Venezia ci racconterà la sua storia. Ma insomma ci stanno veramente prendendo in giro. Poi c'è l'avvertenza, il gioco di cifre che si è svolto tra la CGA di Mestre, che dà certi numeri. Dai numeri noi non lo sappiamo, non li abbiamo fatti i conti, però invece il governo dice che queste non sono cose vere, di fatto staremo a vedere se paghiamo meno, più o meno tasse rispetto a quello dovuto, e che comunque, anche se sulla casa adesso rivedono i provvedimenti, non muoveranno assolutamente l'economia perché daranno dei piccoli sgravi fiscali alle famiglie più povere.
che è giusto darglieli, questo era doveroso, però forse non sono proprio quelle che muoveranno l'economia comprando un immobile o facendo delle ristrutturazioni, è ovvio, quindi dovevano sgravare queste ma dovevano anche aiutare le altre. E poi le beffe sono tantissime, le pensioni, dipendenti pubblici, dipendenti dello Stato che non hanno più rivalutazioni, i poveri, insomma guardate, ce n'è di che dire, di che lamentarsi, e noi vogliamo portare un po' alla luce queste beffe, guardando però gli aspetti di risoluzione e quindi sentire con i nostri ospiti e anche con i nostri lavoratori che cosa si potrebbe fare. Capire anche, perché non ho invitato a caso questa associazione, perché forse anche loro vogliono avere delle soluzioni in mano, e intanto prima di incominciare vediamo il nostro contributo. 1977. I dati dell'Istat, seppur provvisori, ci raccontano ancora una volta come il mercato del lavoro italiano sia a dir poco asfittico. A settembre il tasso di disoccupazione ha toccato un nuovo record negativo, attestandosi al 12,5%, crescendo rispetto allo stesso mese dell'anno scorso di oltre 1,5 punti percentuale. Siamo oltre la soglia europea del 12,2%, misurato nell'Eurozona stamani dall'Eurostat. Se spostiamo poi lo sguardo sul quadro disegnato dai numeri sulla disoccupazione giovanile, qui i numeri sono da brivido. La situazione infatti continua a peggiorare. A settembre il tasso di disoccupazione tra i giovani che hanno tra i 15 e i 25 anni è arrivato al 40,4%. In un anno è cresciuto di quasi 4,5 punti percentuali, mettendo a segno anche qui un altro record negativo che non si toccava dal 1977. Numeri a dir poco drammatici che, se messi insieme a quelli degli inattivi, ossia le persone sfiduciate a tal punto da non cercare più un posto di lavoro, il cui tasso è stabile ma pur sempre al 36,4%, ci danno la misura di come la situazione dell'assenza di lavoro sia esplosiva. In termini reali i disoccupati a settembre sono 3.194.000. L'anno scorso, non certo un anno di vacche grasse, erano 2.800.000. In pratica la crisi ha prodotto in un anno quasi 400.000 disoccupati in più. È come se gli abitanti di una città grande quasi come Firenze fossero a spasso perché lo hanno perso o non lo hanno mai trovato un posto di lavoro. Ma oggi è una giornata di protesta anche per chi il lavoro ce l'ha ed è anche buono. Dopo 13 anni di calma piatta, i dipendenti delle banche italiane, circa 309.000 bancari, hanno incrociato le braccia contro la decisione dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, di annullare anticipatamente e unilateralmente il contratto collettivo nazionale. Con questa decisione l'ABI è riuscita a ricompattare le 8 sigle sindacali che oggi nelle maggiori città italiane hanno portato in piazza l'intera categoria per dire no alla disdetta del contratto, no alla cancellazione del fondo di solidarietà e no ai possibili tagli a occupazione e retribuzioni. Oggi, oltre ai bancari, hanno scioperato anche i 300.000 lavoratori del settore della ristorazione, bar, mense, aziendali e scolastiche, ristoranti nelle grandi catene. Il loro contratto collettivo, scaduto ormai dallo scorso aprile, è arenato in una complicata trattativa, un muro contro muro, con le associazioni che rappresentano le aziende del settore della ristorazione. Allora, a pochi giorni dal trionfo di Angela Merkel e della... È partita un'altra filmata. Allora, la data era il 31 ottobre per capire qual è stata la giornata di sciopero. Comincerei un po' da lei, Bruno Cesaro, che anche come imprenditore, per cui la realtà la vive quotidianamente e in un settore anche un po' particolare e delicato, quello dei trasporti, no? Sì, io faccio spedizioni internazionali, diciamo che noi lavorando con l'estero ci salviamo un pochettino, no? Ma la sua disamina, il suo prologo è corretto, lei ha sparato a zero su una situazione che ormai, se non fosse drammatica, sarebbe ridicola. Abbiamo affidato per l'ennesima volta, ormai sono 70 anni che ci governano questi inetti, questi dilettanti allo sbaraglio, e questi sono i risultati. C'è un paese che sta morendo, se non è già morto. Ho fatto 2 righe di conti l'altro giorno, in Italia ci sono 22 milioni di lavoratori, no? E il costo per questi lavoratori è di circa 680 miliardi di euro. Il governo l'anno prossimo darà uno sgravio di 2,5 miliardi di euro forse, che equivale allo 0,35% di riduzione del cuneo fiscale. È ridicolo, è ridicolo. Cioè vuol dire che quando è venuto fuori l'importo di 14 euro al mese, per chi ha la fortuna di avere ancora il lavoro, 14 euro al mese lordi, poi sono stati ridotti in un ulteriore conteggio, sono stati ridotti a 9 euro al mese lordi di maggiore capacità di acquisto da parte delle famiglie italiane. Voi capite che di fronte a questi numeri, di fronte a queste considerazioni, loro pensano di darcene ancora
da bere, no? Ma è improponibile, cioè i gatti nascono ciechi, ma anche i gatti dopo 3-4 giorni aprono gli occhi. Noi dopo 10 anni, 20 anni stiamo cominciando ad aprire gli occhi. Gli italiani si stanno accorgendo in che situazione stanno vivendo. È una situazione, lei ha usato il termine asfittico, mi pare, o nel servizio. Ecco, è un termine che dipinge bene lo stato in cui noi stiamo ormai non più vivendo ma sopravvivendo. Le faccio un piccolissimo esempio e poi termino. Il Giappone che ha un debito di circa il 240% sul prodotto interno lordo, cioè non sono numeri buttati a caso. Il Giappone quest'anno ha detto che investirà quest'anno e nel 2014 l'equivalente in euro, loro hanno lo yen, di 1.100 miliardi di euro per far ripartire l'economia dopo il dramma che hanno subito anche a livello energetico di Fukushima l'anno scorso. È come se in Italia Letta, ma ve lo vedete Letta fare una dichiarazione del genere, mi viene da ridere solo a pensarlo, dicesse nel 2013, nel 2014 noi stamperemo, perché loro stampano il proprio denaro, stamperemo 365 miliardi di euro, perché questa è la proporzione fra PIL italiano e PIL giapponese, per far ripartire l'economia italiana. Loro non riescono a trovare 2,6 miliardi di euro, che è la seconda rata dell'IMU, e Saccomanni oggi a Londra ha fatto intendere che ci saranno delle nuove tasse ben più cieche rispetto all'IMU, perché saranno le solite, l'accise sulla benzina, per cui chi va a far benzina fa il pieno, cioè lo fa l'imprenditore, l'industriale, il milionario, ma lo fa anche il disoccupato o il precario a 400 euro al mese. Sono le tasse più schifose, le tasse più viscide, perché colpiscono tutti indiscriminatamente, mentre la Costituzione, che voi conoscete, la sindaca la conosce benissimo, ecco, la Costituzione dice che la tassazione deve essere proporzionale al reddito che uno produce, e invece le accise, i bolli e tutte queste cose incidono in maniera indiscriminata sui poveri e sui meno poveri. È questo che non funziona in Italia. Ma noi, Elena, e poi finisco sul serio, noi abbiamo dato in mano questo malato che si chiama Italia a chi l'ha fatto ammalare. Cioè la malattia dal punto di vista politico, che la vedete dappertutto, cioè è la Rosy Bindi, il Bersani, ma non faccio torti a nessuno, Gasparri, la Russa, Alfano, Berlusconi, tutti quella gente lì. Loro sono la malattia, politicamente parlando. E noi adesso li stiamo dipingendo come la medicina, ma io non ho mai visto una malattia che diventi medicina. Loro sono la causa del nostro male. Noi dovremmo veramente pensare seriamente a quello che dobbiamo fare, ma non nel prossimo futuro, domani mattina. Esatto, domani mattina. Assolutamente, e voglio che si pensi a questo. Cosa ne dice lei, Presidente? Perché rilacciandosi a quanto ha detto certo, il Bruno signor Cesaro sta descrivendo passo per passo quello che è il manifesto della Primavera d'Italia, e lo trovate sul sito www.laprimaveraditalia.it. È un sito statico, perché lo abbiamo voluto statico appositamente, perché possa essere letto e ci possa riflettere sopra. Ma cos'è, un movimento politico? La Primavera d'Italia è un movimento di pensiero e di opinione. Non politico, quindi. Non è un movimento politico. Laddove sarà chiesto il nostro intervento nelle elezioni prossime, che ci saranno comunali e forse anche quelle europee, sicuramente potremo ragionare insieme alla gente, quindi alle famiglie, ai piccoli imprenditori, non certamente con i politici, perché ormai i politici hanno dimostrato chiaramente che non sono in questo momento in grado di gestire la parte economica del nostro locale e del nostro nazionale. Quindi lei anche dal vostro angolo prospettico ravvisate un po' quello che diceva Bruno Cesaro, che siamo in mano, forse non nelle mani più corrette per poter risolvere il problema, oppure c'è qualche speranza che anche chi ci governa lo faccia anche a fin di bene? Allora guardi, sicuramente... Perché i cittadini hanno tanta confusione, allora, cioè sicuramente anzi, una qualcuno che sta lavorando a genere. fin di bene all'interno dello schieramento politico c'è, perché non possiamo dire una cosa del genere. Però certamente dobbiamo capire che abbiamo delegato in maniera praticamente totale il mondo della polica e il mondo pubblico. Dobbiamo oggi ritirare queste deleghe e farne un uso un pochino più sapiente. Dobbiamo capire che ci siamo occupati in maniera estrema delle nostre attività, pensando che chi era preposto
facesse un lavoro oculato, un lavoro cosciente, sapiente, come un buon padre di famiglia, come si suol dire. Tutto questo purtroppo per 1000 ragioni non è avvenuto, quindi queste deleghe si ritirano e dobbiamo insieme alle altre organizzazioni, perché alla Primavera d'Italia hanno aderito decine e decine di piccole organizzazioni associative sul territorio, sia Veneto... Ma sbaglio o Primavera d'Italia era nata per i suicidi degli imprenditori? Certo. Che era un'associazione che aveva aperto un numero di telefono ancora... Questa primavera, difatti, sulla scia di tutte quelle disgrazie che sono accadute alle aziende, abbiamo voluto far passare il messaggio e il primo dovere che abbiamo noi tutti, imprenditori, nei confronti della nostra famiglia, poi nei confronti della nostra azienda e dei nostri lavoratori. Quindi togliersi la vita non è certamente la soluzione. Abbiamo dato la possibilità di dialogare con le banche, portando a casa dei risultati seriamente significativi, perché l'anatocismo bancario è stato uno dei momenti più forti della nostra iniziativa, e soprattutto nei confronti di Equitalia, perché anche lì abbiamo condotto delle battaglie un pochino importanti. Ecco. Quindi vedete insomma delle possibilità, poi vediamo ancora di approfondire. Certamente. Sindaca, lei che poi vive il territorio, però sta dando effettivamente una mano a questi lavoratori, lasciandosi a questo discorso, che cosa ravvede? È possibile in qualche modo? Ma io sono un'umile sindaca in trincea, sulla frontiera di quella che è questa drammatica situazione che bussa alle nostre porte di noi sindaci tutti i giorni sotto forma di lavoratori che stanno rischiando di perdere il lavoro, che l'hanno perso, di famiglie che fanno fatica a comprare i pannolini per i figli, di imprenditori in difficoltà, vuoi per il rapporto con le banche, vuoi per la difficoltà a competere in una scena globale. Per cui ho concreta percezione, perché tocco con mano ogni giorno, di quanto difficile sia la realtà che viviamo. Però cerco di rimboccarmi le maniche, come facciamo tutti noi sindaci e tutte le persone di buona volontà, e gli imprenditori anche qui questa sera testimoniano, e come fanno tutti i lavoratori. E quindi cercare di fare le battaglie sicuramente a fianco dei lavoratori, e quella della Ditec è una delle battaglie, ma non l'unica. Ricordo anche la Colgar nel nostro territorio, aziende storiche, eccellenze, Ditec nelle porte automatiche, Colgar nelle macchine utensili, che in questi mesi hanno chiuso la produzione a Quarto d'Altino. Quale può essere l'azione? Quale può essere una possibilità di trovare soluzione? Sicuramente gli strumenti utilizzati fino ad oggi si sono dimostrati poco efficaci. Ecco quindi che con grande creatività abbiamo cercato di fare rete tra amministrazione locale, lavoratori, sindacati, altre istituzioni, provincia, regione, Ministero dello Sviluppo, per cercare innanzitutto un dialogo con la multinazionale svedese, in questo caso per esempio della Ditec, la multinazionale Assa Abloy, per cercare di far capire che comunque chiudere un'attività di questo tipo rischia di essere controproducente anche per loro nel lungo periodo. Hanno interagito? Hanno risposto? Hanno interagito, anche perché sono andata fino a Stoccolma per parlarci, per cui sono diventata azionista della multinazionale, ho comprato un'azione e con la mia collega sindaca di Roncade siamo andati al meeting degli azionisti a Stoccolma per portare la nostra voce e la nostra posizione come azioniste e come rappresentanti della comunità locale. Una strategia diretta, nuova se vogliamo per le istituzioni italiane, ma assolutamente diretta, perché stare a guardare... Quindi lei rappresenta l'azienda a questo punto? Di fatto sono anche azionista, sì. E ritengo... No, ma è incommiabile, bisogna dire che... Sì, complimenti per l'iniziativa, ma davvero complimenti. No, grazie, complimenti, però l'obiettivo è quello di veramente trovare dei nuovi modi per affrontare queste situazioni. Ma cosa è successo? Ci racconti un po' la situazione, perché può essere anche uno stimolo per altri. In realtà io avevo chiesto anche agli altri rappresentanti delle istituzioni se volevano così diventare anch'essi azionisti. In realtà la sindaca di Roncade, Simonetta Rubinato, che è anche onorevole, ha accettato questa sfida, e entrambe siamo andate
all'Assemblea degli azionisti a Stoccolma. Grazie al suo ruolo di onorevole abbiamo anche ottenuto un incontro attraverso l'ambasciata italiana a Stoccolma con l'amministratore delegato di questa multinazionale, che è la Fiat per la Svezia, l'Assa Abloy. È un leader mondiale nel settore delle porte automatiche, dei cancelli. E devo dire che già essere ricevute dal marchione svedese è stato un segnale di attenzione che abbiamo apprezzato, e poi anche la possibilità di intervenire in assemblea è stata importante perché abbiamo posto il tema della responsabilità sociale delle aziende rispetto alla comunità. Ma loro ce l'hanno questo tema oppure il tema, gli svedesi il tema della responsabilità sociale ce l'hanno nel DNA. Da sempre. Poi nei fatti in realtà questo DNA si deve essere un po' perso, un po' anacquato, perché nel caso della Ditec di Quarto d'Altino diciamo che non siamo riusciti a vedere subito e neanche oggi completamente questa attenzione, nel senso che chiudere un'attività produttiva e lasciare 57 famiglie senza una prospettiva non è un esempio di responsabilità sociale. Però è un paese che da sempre dà un'attenzione ai lavoratori, al sociale, con gli asili per i dipendenti, con nel loro paese, però nel momento in cui vengono a fare attività economiche in Italia non portano il modello svedese, ma si adeguano. Il problema è il nostro che vendiamo, che siamo costretti a vendere. Un elenco di ditte, di grandi marchi venduti negli ultimi anni che è impressionante. Loro fanno shopping a prezzi da saldo. Pago 2 e compro 3, purtroppo questo è un tema, il tema dello shopping dei grandi gruppi internazionali in Italia. Noi che abbiamo deindustrializzato e non abbiamo fatto delle politiche economiche oculate a favorire la ripresa industriale, purtroppo questa è la realtà. Telecom e all'Italia ormai sono decotte e ancora continuiamo a dargli soldi. Ecco, la questione è che nel caso di Ditec non abbiamo un prodotto decotto, anzi è un prodotto eccellente, adesso ha cambiato marchio, Entrematic Ditec, e abbiamo qui dei rappresentanti dei lavoratori, per cui il tema qui è che rischia di perderci anche l'azienda, perché rischia di perdere una qualità italiana del saper fare le porte automatiche che, se fatta in Cina o fatta in Repubblica Ceca, già oggi i clienti che ricevono questi prodotti non ne sono contenti. Però nella logica di una, chiamiamolo tra virgolette, monopolio globale, è chiaro che ai clienti o accettano la qualità che gli viene passata o rischiano di non avere alternativa. Quindi nel lungo periodo, secondo me, non è una scelta che porterà vantaggio alla multinazionale, non porterà vantaggio anche perché lascia il fianco alla concorrenza, per cui questo era un po' il messaggio che abbiamo cercato di dare. Guardate che perdete un'eccellenza e non vi state comportando secondo quello che è la vostra linea che proclamate nei vostri atti della responsabilità sociale. E devo dire che la battaglia eccezionale che hanno fatto i lavoratori, eccezionale perché corretta, creativa, aperta alla collaborazione, perché i sindacati hanno sempre detto siamo pronti a studiare insieme delle soluzioni per rendere più competitivo stare in Italia, per ragionare sulla flessibilità del lavoro. Non hanno mai posto delle condizioni, non hanno neanche il contratto di secondo livello, tanto per fare un esempio, in quell'azienda. Per cui c'era una massima disponibilità dei lavoratori, delle istituzioni a creare delle condizioni, però la scelta ormai la multinazionale l'aveva presa e l'ha portata avanti. Però abbiamo guadagnato tempo, perché rispetto a un annuncio fatto a dicembre 2011, la cassa integrazione, che avrebbe dovuto partire, anzi che poteva anche non partire, perché potevano partire con la mobilità già a gennaio-febbraio 2012, siamo invece a novembre 2013, la cassa integrazione ottenuta con questo accordo al Ministero del Lavoro per un anno rinnovabile a 2, però avendo guadagnato tempo e opportunità per i lavoratori. Opportunità anche qui nuove, originali, e le racconterò perché. Infatti, ma non voglio, siccome c'è la pubblicità. Però è bella. No, siamo tutti qui un po'. Infatti, lo so. Come va a finire, no? Infatti. Lei manda la pubblicità, Elena. Cioè, siamo tutti qui che pendiamo dalle labbra
della sindaca. Ce l'ha fatta a farla dire sindaca. No, ma nel sottopancia è scritto sindaco ancora, io faccio finta di niente, la chiamo sindaca perché so che ci tiene. Diciamo, allora siamo in pubblicità, facciamo una correzione a sottopancia, mettiamo sindaca. No, vi tengo in suspense, adesso riprende. Pubblicità, poi torniamo insieme se volete sapere come è andata a finire, quali sono gli altri step, perché sono esempi importanti questi che da qualcosa si può ricavare. Seguiteci.